Allora, saluto Carlo Sibilia in collegamento da Roma. Ciao a tutti, grazie dell'invito, grazie, ciao. Buonasera Sibilia. Buonasera. Allora, approfitto per entrare immediatamente in partita perché è una partita complicata, mi sembra di capire quella che si sta giocando in casa 5 Stelle. 4 espulsioni, me le conferma, e mi conferma anche se ci sono dei dissapori tali a tal punto da provocare un'altra piccola scissione? Guardi, io innanzitutto voglio fare un saluto a lei che mi ha invitato e a tutti i suoi telespettatori. Grazie. Guardi, io vengo qui e da 2 ore più o meno abbiamo avuto il risultato della rete. Quindi sono i cittadini che hanno deciso di ratificare la procedura di espulsione per questi 4 senatori che avevano creato una corrente interna al Movimento 5 Stelle e evidentemente i cittadini hanno deciso che le correnti interne che vanno contro il Movimento 5 Stelle non possono stare nel movimento. Sibilia, Sì. le domando questo, ma le correnti hanno sempre fatto parte delle dialettiche non soltanto dei partiti ma anche dei movimenti. Perché non accettate la possibilità di un dissenso interno? Guardi, io penso che il nostro nemico in realtà siano i partiti che hanno rovinato questo paese. Io quando sono entrato nel Movimento 5 Stelle sono entrato per cambiare il paese, non per cambiare il Movimento 5 Stelle. Quindi io penso che quando sei in un partito, quando sei in un movimento, vuoi fare di tutto per cambiare il paese. Poi se devi usare qualsiasi azione, qualsiasi atto in maniera strumentale, onestamente è meglio che vai via, come gli abbiamo gentilmente detto, attraverso il voto dei cittadini. Penso che sia un bene. Dopo entreremo anche nelle pieghe politiche, perché vorrò anche ragionare con gli altri ospiti se parte di questo dissenso non nasca un po', Silvia, dalla partita che gioca Renzi, perché Renzi vuole un po' disturbare il campo del 5 Stelle. Però, visto che si parlava di Matteo Renzi e della sua trasferta a Treviso, vediamo il servizio di Cristina Scanu. Per la prima uscita pubblica il nuovo premier ha scelto Treviso, capitale di quello che un tempo era il ricco nord-est, e ha iniziato la giornata visitando una scuola. Per capire com'era il clima di attesa, ieri sera abbiamo fatto anche noi un giro nella zona. Sono 38 anni che lavoro e sono incazzato nero perché mi trovo a 38 anni, dopo aver investito tutta la mia vita qui dentro, mi ritrovo praticamente che sono a zero. Maurizio Nadin lavora nella sua falegnameria a pochi chilometri da Treviso dal 1976. Da quando è imprenditore ha visto succedersi governi di destra e sinistra, ma fare impresa, ci dice, non è mai stato così difficile come negli ultimi anni. E non solo per colpa della crisi. Uno quando fa l'imprenditore ci crede nel suo lavoro, no? Crede e se c'è alle spalle hai un governo che ti supporta, che ti dà una mano. E invece questo alla fine è mancato. Prima abbiamo creduto a Berlusconi, poi da Berlusconi è arrivato Monti che ci ha promesso che doveva migliorare perché era Berlusconi che mangiava. Poi da questo Monti siamo passati a Letta che ci ha fatto le promesse. Praticamente noi siamo sempre stati qui a avere fiducia di questi governanti e invece noi ci siamo sempre indebitati di più. Saltano aziende tutti i giorni, c'è gente che si ammazza perché non riesce più a pagare i debiti. Negli anni d'oro nella sua azienda lavoravano 9 dipendenti, oggi ne è rimasto solo 1 e Maurizio riesce a malapena a pagare l'affitto del capannone. Tante volte mi tocca fermarmi qui a dormire anche. Si è portato il materasso? Sì, perché non ho più la possibilità di avere degli operai per lavorare, perché quelle poche volte che c'è lavoro devo farmelo da solo. Da quanti mesi non riesci a portare a casa uno stipendio? Diversi mesi, più di 6 mesi che non riesco più a portare uno stipendio a casa. Con questo nuovo governo come vuole che cambino le cose? Che ha messo al governo questa Guidi, chi è questa Guidi? Al Ministero dello Sviluppo Economico, che praticamente lei ci insegna a portare fuori le aziende dall'Italia, perché lei ha le aziende che sono tutte all'estero, mi pare, no? Quindi lei dice se lo sviluppo economico dell'Italia deve passare tutti fuori. Domani viene a Treviso, Renzi. E viene a fare cosa a Treviso? Deve andare dentro nelle aziende a vedere, parlare con gli imprenditori, vedere come sono queste aziende, perché così non possono più andare avanti.
Mentre parlo con Maurizio ci raggiunge anche Ferdinando, un piccolo ristoratore della zona, che del nuovo governo e del nuovo premier non vuole nemmeno sentire parlare. Lui non ha avuto la fiducia e il voto degli italiani. Perché deve esserla? La democrazia ci hanno rubato. Non possiamo più votare e eleggere le nostre persone. Vogliono veramente che divenga fuori una rivoluzione? Dobbiamo prendere i bastoni? E prenderemo i bastoni, ma se non devono andarsene, devono dare voce al popolo. Nel nord-est gli imprenditori sono esasperati. Alcuni di loro protestano da mesi in modo pacifico davanti a questo fuoco per chiedere che la politica li ascolti. Ma domani Renzi non verrà a parlare con loro. La democrazia è questa, manifestare il nostro disappunto per questa classe politica che non ci rappresenta. Chi è Renzi? Chi è? Non penso che sia la persona adatta in queste condizioni a fare le cose per questo paese. Noi vogliamo i fatti, non vogliamo le promesse. Sulle promesse la gente non mangia. Qua c'è gente che si suicida, si mette la corda al collo e la corda al collo è da portare ai politici e di impiccarli loro. Pensate che adesso con Renzi, col nuovo governo, le cose cambino? No, non cambia niente. C'è attesa per l'arrivo di Renzi. Non è che vogliamo incontrarlo. Cosa è venuto a fare? Se non incontra la gente che ha bisogno I di problemi, la assieme. politica cosa serve? Cosa serve la politica? A risolvere i problemi del paese. Appunto, deve sentire le difficoltà delle persone. Ci sono problemi in questo paese o no? E questa mattina alle 9 Renzi è arrivato. Ha salutato, sorriso, ma non ha risposto a nessuna domanda. Presidente, ci spiega dove trovare i soldi per fare tutte le cose che ha detto? Che non ci sono le risorse per fare questo programma. E quando l'incontro finisce si infila in macchina evitando nuovamente le domande dei giornalisti. Renzi, guarda qui! Andiamo! Qui nella sua seconda tappa un gruppo di contestatori viene tenuto a debita distanza da un cordone di polizia e carabinieri. Il popolo paga! Il popolo paga! Un governo illegittimo! Nessuno li ha votati, nessuno li vuole! Vai via dalla nostra terra! Vai via! Noi vogliamo solo chiedere a Renzi di venire qua e parlare con noi perché siamo dei cittadini, noi non l'abbiamo eletto. È venuto qua solamente a farsi vedere. Stamattina uno si è buttato sotto il treno. Sono già 99 suicidi dall'inizio dell'anno. Anche! Vergogna! Se ne è ammazzato un altro stamattina! Finisce anche il secondo incontro con i sindaci della zona, ma le contestazioni continuano. Un gruppo di cittadini insegue il premier fino al palazzo del comune. Finalmente alle 12:30 Renzi si concede per una manciata di minuti ai cronisti, anche se di risposte ne dà ben poche. Lei è disposto anche a sforare il patto del 3% per portare a termine il suo programma? Le cose su questo tema le abbiamo già dette in tutte le salse in sede parlamentare, vi abbiamo già spiegato che noi rispetteremo i vincoli modificando innanzitutto il patto di stabilità interno, per cui eviterei non ha specificato di però fare, deve prendere eviterei risorse, di fare anche qui il ministro dell'economia ha detto eviterei di fare qui la quarta replica, ho già detto quello che dovevo dire.